Dunque, ieri sera in Consiglio Comunale c'è stata una protesta assolutamente civile da parte dell'amico, mi permetto di dirlo assolutamente senza piaggeria, Erminio Bibi, ex dirigente scolastico. Voi sapete, ho citato tante volte, abbiamo sempre espresso ammirazione per il lavoro che ha fatto per quanto riguarda Forte San Felice. Su questa protesta, l'abbiamo detto altre volte, siamo diciamo critici, premesso che chiunque ha diritto di protestare. Poi tra l'altro quella di ieri, più che una protesta, è stata una manifestazione di dissenso assolutamente civile. Allora, ci riferiamo al fatto che Erminio Bibi e altre persone, assolutamente persone per bene, chiedono che gli orari di accesso alla ex batteria Forte San Felice siano ripristinati o sono più ampi, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, di questo tema ne abbiamo spiegato tante volte. Allora, l'ex batteria Forte San Felice poteva essere acquistata dall'amministrazione comunale a suo tempo, sotto i 5 Stelle, sotto Alessandro Ferro, che però ha deciso di non acquistarla. L'ha acquistata il gruppo societario del Ivano Bielo, e c'è un vincolo, e il vincolo è quello di fare entrare le persone durante degli orari. Gli orari non li decide l'Erminio Bibi, non li decide, diciamo, chiunque, vengono decisi, concordati, credo, con l'amministrazione comunale, e il fatto oggettivo è che quel bene che era pubblico, era nel degrado, è stato acquistato da un privato, lo ha sistemato, lo ha riqualificato e lo ha reso accessibile a tutti. Sono andati via spacciatori, drogati, gente che lo sporcava, eccetera, eccetera, e adesso è un bene che possiamo usufruire tutto quanto. Per fare un confronto oggettivo, ci sono altri parchi che sono qua a Chioggia, per esempio quelli di Viale Umbria, che per vari motivi sono spesso aperti a qualsiasi orario e sono sporchi, trasandati, messi male, e ci stanno persone poco raccomandabili quasi sempre, a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte. Ecco, allora ripremetto che è giustissimo, siamo in democrazia, è giusto esprimere le proprie idee, le proprie, diciamo, appartenenze, tutto quello che volete, ma con tutto il rispetto, questa forma di protesta, io l'ho già detto, la ripeto, è assolutamente sbagliata e sconclusionata, perché di fatto con questo sistema non solo si porta avanti una cosa che non è vera, perché non è che gli orari sono stati sbagliati, ci sono degli orari e tu puoi usufruire di quel bene che non è più pubblico ma è privato agli orari che vengono stabiliti, come in tutti i parchi del mondo. Normalmente i parchi di Viale Umbria dovevano essere chiusi a un certo orario e dovevano essere tenuti bene. Di fatto l'amministrazione comunale, ma non questa, tutte quelle che si sono da almeno 20 anni a questa parte, lo dico spesso che sono vecchietto, non hanno potuto tenerli in ordine. Questo è un fatto oggettivo. Ecco, allora io credo che se l'amico Bibi ed altri, che sono, ripeto, persone rispettabilissime, abbiano voglia di impegnarsi per motivi sociali utili, ce ne sono tanti altri, ma tantissimi altri. Quindi invece di andare a perseguitare, perché questa è la parola giusta, un imprenditore che tra l'altro dà lavoro a 400 famiglie tra Chioggia e Venezia, francamente credo che ci sarebbero tante cose molto più utili. Vi ho detto e lo ripeto che sono tutte persone stimabili, ma purtroppo, e do un esempio proprio oggettivo, è che qua il video diventa troppo lungo, quindi tralascio, ma volevo dire questo, che purtroppo non tutti sono civili ed educati come l'Erminio Bibi e le persone che ieri sono venute in Consiglio Comunale. Ci sono persone che strumentalizzano queste cose per altri fini che sono molto meno nobili. E allora l'Erminio Bibi e anche queste persone, ripeto, per bene, che sono venute ieri a protestare, che continuano questa storia, che non sta né in cielo né in terra, purtroppo non fanno altro che alimentare malumore, malcontento, cattiverie verso una persona che ha fatto l'interesse suo, perché gli imprenditori fanno l'interesse suo, ma è diventato un interesse collettivo, perché, ripeto, prima quel posto era nel massimo del grado e adesso nel massimo dell'ordine.
Nel concorso scolastico regionale Tutela Patrimonio Veneto, volto a premiare la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico della regione, 12ª edizione, 2 sono gli istituti che oggetti premiati, la scuola primaria Todaro e il liceo veronese Marconi. La scuola Todaro si è aggiudicata il premio per la poesia, lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia, con il progetto La Tola Seconte. Il concorso Tutela, Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto è stato organizzato dalla Regione Veneto, assessorato all'identità veneta, dal Comitato Proloco del Veneto e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il premio al liceo ha riconosciuto invece la validità del progetto portato a termine con l'aiuto del Comitato della Marcigliana ed è stato premiato con 600 euro. La premiazione, che dopo gli anni di Covid è tornata a svolgersi in presenza, si è svolta al Museo del Novecento di Mestre ed è stata presenziata dall'assessore Corazzari. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Sì, non è proprio del manufatto ex Camice, anche se sicuramente è protagonista di questa mia interrogazione. Il tema di fondo è che quel manufatto per anni è stata la stazione dei pullman della nostra realtà di Sottomarina. Durante il Consiglio Comunale di ieri, appunto nel periodo dedicato alle interpellanze, c'è stata un'interpellanza del capogruppo del Partito Democratico Lucio Tiozzo, in cui ha chiesto, diciamo, all'amministrazione che intenzione ha per quanto riguarda la ex stazione autobus diciamo, di Piazza Europa. Il consigliere Tiozzo ha ricordato che come c'è stato qualche settimana fa una richiesta da parte dell'ex presidente del Consiglio Pino Penzo, pendolare, in cui chiedeva appunto di arricchire le pensiline con dei colori, tutta una serie di situazioni, in quanto è un momento anche di aggregazione, e Lucio Tiozzo ha fatto il paragone con quello che è successo, diciamo, in Piazzale Europa, col fatto che diciamo, c'è questa nuova costruzione edilizia che prenderà il posto appunto dell'ex Siamic, e oggettivamente chi era negli uffici preposti sapeva da tempo che ci sarebbe stata questa demolizione per questa nuova realizzazione, e quindi a questa interpellanza risponde l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin. Potete vedere l'intera diciamo, interpellanza e la richiesta di Lucio Tiozzo, che ragionevolmente chiede che Sottomarina abbia una stazione dei bus degna, diciamo, per una città come Chioggia Sottomarina, che insomma è una città dove arrivano tanti turisti, tante persone, ma gli stessi pendolari che la utilizzano, gli stessi chioggioti, e quindi nel link in descrizione potete vedere, ascoltare l'intera registrazione dell'interpellanza e anche la risposta del neo assessore ai lavori pubblici Angelo Mancin. Poter avere un riparo e poter essere accolti in maniera molto più vicina. Voglio ricordare che anche i pullman, quando arrivano dove li avete messi, sono costretti a entrare su Piazza Europa. Si dice molto come vengono rovinate le nostre piazze. È l'amministrazione comunale, è l'organizzazione che avete dato che rovina quella piazza, che è nel completo degrado in questa parte, e quindi almeno si chiedeva se ci fosse la possibilità di avere una pensierina, o sicuramente trovare una destinazione diversa da quella che attualmente avete individuato. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.
La settimana scorsa è giunto a Chioggia in visita il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, a pochi giorni dall'insediamento, il quale si è incontrato con il sindaco Mauro Armelao. Questi si è detto onorato dell'incontro che ha dato modo di dare il via a un proficuo confronto su Chioggia e di far partire la richiesta, rivolta anche al questore, di inviare rinforzi per la stagione turistica. Spera Armelao di poter usufruire ancora del servizio di 2 moto d'acqua, apprezzato dai cittadini e dalle categorie turistiche ed economiche, oltre che dai turisti stessi. Il confronto ha interessato vari temi legati al controllo del territorio, anche legati all'arrivo delle crociere, con la necessità di un potenziamento degli uomini della Polizia di Frontiera, oltre che delle forze dell'ordine, per un controllo più adeguato delle zone ritenute più a rischio. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Siamo con Alessandro Aggio, sindaco di Cona. Sul tavolo c'è questa questione, insomma, questa proposta, da parte che più che altro del comune di Cavarese, di fare questa fusione. Tu ti sei, te l'ho detto, insomma, ci siamo dati tu tante volte, ti sei espresso diciamo contrario, ma hai dato anche delle motivazioni, diciamo così, come se vuoi magari sì, rispiegarci un attimo. Beh, la questione fusione non è sul tavolo di Cona, noi l'abbiamo mai portata nella nostra campagna elettorale, non abbiamo mai parlato in questi 4 anni, è una questione meramente politica del comune di Cavalzare e noi non abbiamo assolutamente intenzione di portarla avanti in questa nostra consigliatura, ne si riparlerà fra 13 mesi quando il comune di Cona andrà al voto, quindi in quell'occasione sarà ovviamente tema di discussione politica, quindi attenderemo tranquillamente la prossima campagna elettorale. Noi non siamo per partito preso contro le fusioni per campanilismo. Le fusioni è uno strumento che può essere utile quando si confrontano 2 comuni della stessa dimensione, dello stesso numero di popolazione, perché 2 comuni uguali vuol dire che hanno lo stesso identico peso poi nel futuro consiglio comunale, e questo peso politico ripartito a metà allora è una garanzia per tutto il territorio dell'equa distribuzione dei fondi che arriverebbero. Una fusione di un comune piccolino con uno 5 volte più grande vuol dire che l'equilibrio è tutto nell'anima più grande e quindi non c'è garanzia per l'ex comune piccolo che i fondi vengano distribuiti anche per quota parte. Quindi è solamente una questione di numeri, è una questione di equilibri, di grandezze e quindi numeri che garantirebbero poi un'equa rispartizione. Accennavi anche prima al discorso eventualmente di Agna. Allora, così tanto per parlare, ovviamente. Agna o Correzzola, noi siamo un comune di confine, siamo in provincia di Venezia e i nostri comuni confinanti a Venezia sono 2 comuni grandi, perché c'è Cavalzare che è 5 volte noi e Chioggia che è una città. I comuni della nostra dimensione confiniamo però purtroppo comune di provincia di Padova. Questo ci vorrebbe, per fare una fusione con un comune di altra provincia ci vorrebbe una legge dello Stato per cambiare provincia, nulla di impossibile ma un iter più lungo. Agna e Correzzola sono comuni della dimensione di Cona e quindi un naturale equilibrio, un equilibrio più vicino a noi, quindi una naturale fusione che sarebbe più naturale. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, super offerta su feltro, pannolence, gomma Eva, 3x2. E sconti su tutti i nastri a metro. Passa alla Pegaso. Ciao Chioggia Azzurra, tempi duri per i troppo buoni, si potrebbe dire di Elon Musk. L'enfant prodige che trasformava in oro tutto quello che toccava, ma che si è impantanato nell'avventura di Twitter, che in pochi mesi ha più che dimezzato il suo valore. Che ormai fosse finito il canto delle balene, il whale song come lo conoscevamo noi boomers, abituati al senso di libertà che ci dava il modem a 56k, quando picciavamo sul tasto connetti e sentivamo una serie di fischi e tintinnii, lo avevamo capito da un pezzo, da quando cioè eravamo stati bloccati da FB per aver postato la foto di una tribù amazzonica dove si intravedeva qualche centimetro di pelle non gradito all'algoritmo, o da quando i vecchi siti di ricerca, tipo Altavista, che usavamo, non erano più disponibili. I tagli del personale della Silicon Valley, cresciuto ancora come un canto ma del cigno,
Nell'epoca del Covid non doveva illuderci. Ormai internet è qualcosa passato in mano a pochi, che hanno deciso di spremere il più possibile gli utenti, ormai plagiati, e il parco buoi degli investitori che si illudono ancora che una società di logistica, sia pure digitale, possa valere più della General Electric. La notizia di oggi, che ci sia stata una fuga di notizie del quartier generale di Musk, che comunica al top manager la perdita di valore di Twitter, è forse una semplice mossa del cavallo per prepararsi a nuove speculazioni borsistiche, a spese del popolo dei giocatori sui derivati online, che confondono ormai la realtà con lo schermo del loro portatile. Quanto mi mancano le scorribande vere dei fratelli Hunt, che speculavano sul prezzo dell'argento mondiale e furono messi al tappeto dai poveri dell'Islam di Mumbai e Calcutta, che misero sul mercato tutti i risparmi che conservavano in argento reale. O le scorribande nostrane della signora della finanza italiana, Anna Bonomi Bolchini, figlia della portinaia, che oggi forse, viste le polemiche, il padre non potrebbe riconoscere, per non parlare della battuta dell'avvocato Agnelli, Bi invest humanum est, fondiaria diabolicum, pronunciata quando usciva nelle sale cinematografiche il film Una poltrona per due, dove si speculava e ci si arricchiva con una commodity come il succo d'arancia congelato.